Una violenza improvvisa, esagerata, disumana, si delineano i contorni della tragedia familiare che si è consumata ieri all'ora di pranzo in un piccolo condominio del quartiere Arcella, dove un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre, appena 53enne, con decine di coltellate, gettandosi poi a sua volta dal terzo piano nella tromba delle scale interne del palazzo e morendo. Una vicenda piuttosto chiara nella dinamica, molto meno nel movente. I vicini raccontano di una lite scoppiata tra i due, entrambi moldavi, già al mattino e poi proseguita per ore. Però al momento del delitto i condomini hanno sentito solo il tonfo sordo del giovane che cadeva sul pavimento del piano terra dopo il volo dal terzo piano, con il ragazzo che è rimbalzato più volte sulle ringhiere delle scale fino a deformarle. Un giovane descritto come strano, che salutava a fatica, che spesso sembrava assente. Era agli arresti domiciliari per piccoli episodi di furto, ma con permessi che gli consentivano di uscire durante la giornata. Il coltello è stato trovato a terra, lo stesso utilizzato dal giovane per inferire sulla madre, almeno 50 i colpi su di lei, e poi anche per ferirsi alle braccia e alla gola prima di lanciarsi nel vuoto, forse dopo essersi reso conto di ciò che aveva fatto.